Oggi grande festa per le vie della città scaligera per il venerdì Gnoccolar, evento clou del 488esimo Bacchanal del Gnocco. Grande, anzi grandissimo il corteo, formato da 101 gruppi, con 32 carri allegorici di cui 22 in gara. Lieve deviazione lungo il corso Porta Nuova a causa della voragine formatasi in mattinata, ma nessun intoppo. Ad aprire la sfilata, insieme alle autorità cittadine, lui, la massima autorità di questa festa, il papà del Gnocco. 100.000 gli spettatori lungo i 7 chilometri del percorso che da piazza Bra ha portato i partecipanti fino a piazza San Zeno, dove i festeggiamenti sono continuati anche in serata. Anche quest'anno il commento tecnico della sfilata è stato affidato all'inviato di Striscia la Notizia Max Laudadio. A disturbare la festa solo una breve pioggerellina a metà dello sfilamento. Molti i temi della sfilata che come ogni anno spaziano dalla goliardia alla politica, dalla natura alla musica, a epoche passate e future. Potete trovare il video completo della manifestazione su Zwishamar Channel Premium o in replica con i momenti salienti mercoledì in prima serata. Potete inoltre trovare nei nostri account social extra e fotogallery. Zwishamar Channel News, Verona.